Un caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Ci sono 2,5 milioni di veneti che hanno votato per l'autonomia, che attendono che questa autonomia arrivi, e sembra che ci sia addirittura d'arrivo. Lei stesso ha detto che probabilmente questo è il governo che passerà alla storia per aver concesso l'autonomia alla Regione Veneto. È davvero così, governatore? Guardi, non può essere che così, perché quando tu hai tutti questi cittadini che votano, e per fortuna io non ho ascoltato chi mi faceva opposizione che diceva che sbagliavo a spendere 14 milioni di euro per fare il referendum inutile. Vi ricordate cosa dicevano? Basta una delibera. Se io oggi avessi avuto la delibera, mi riderebbero in faccia per essere la delibera di Luca Zaia. Invece c'è un popolo dietro di me che ha messo in difficoltà chiunque aveva dubbi su questa partita dell'autonomia. Quindi dico, penso che si andrà a realizzare, la Lega la vuole fortemente, Salvini lo ha detto in più occasioni in qualità di vice premier e di ministro degli interni, lo ha detto anche in maniera pubblica il vice premier Di Maio, ministro dello sviluppo economico. Penso che ormai gli ingredienti ci siano tutti, per cui se non si porta la vedo veramente difficile poi da giustificare. Voi avete chiesto l'autonomia su ben 23 materie, certo, e l'avete anche me lo conferma sì, questo, sì. Ma dovesse accadere che vi venga chiesto di fare un piccolo passo indietro, non lo farete? No, perché noi abbiamo fatto un referendum con 23 materie. Se lei ricorderanno anche i cittadini, io feci fare un libercolo, no? Che qualcuno magari l'ha preso come una bischerata, e 100 domande sull'autonomia Zaia. Ecco, andatelo a leggere, siccome ho voluto mettere nero su bianco quale sarà la nostra posizione. Uomini e donne avvisate, mezzi salvati. Io l'ho già detto in quel libro, cioè noi chiediamo 23 materie, punto e basta. C'è scritto in Costituzione, cioè non esiste che un governo... Il governo mi può dire, io di quella materia voglio darti queste robe e non altre e li contrattiamo, ma non esiste che un governo decide quanto mi vuole dare in base a quello che c'è scritto nella Costituzione, perché secondo me è illegittimo e incostituzionale. Nel momento in cui io faccio un referendum e dico che voglio 23 materie, ci fermiamo lì. Tu mi puoi dire, guarda, invece di darti il 100% di questa materia ti do l'1%, proprio per comprimertela a quasi a zero, ma non puoi dire che tu scegli cioè, cosa dare a me, perché c'è scritto in Costituzione cosa devi darmi, le 23 materie. Io posso dirti che ne voglio di meno, questo sì. Quindi è solo una questione di negoziazione. Di negoziazione e di quota. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Veniamo ad un tema che ha toccato molto i veneti. Abbiamo avuto un autunno nel 2018 terribile per gli eventi climatici. I veneti hanno dimostrato ancora una volta, e fa parte del DNA del nostro popolo, di risollevarsi in maniera rapida e soprattutto senza piangersi addosso. Che cosa sta facendo la Regione Veneto di concreto? So che l'opposizione vi sta incalzando chiedendo un piano triennale di 210 milioni. Ma guardi, l'opposizione queste robe qua le diceva anche nel 2010, solo che mentre loro le dicevano io risolvevo i problemi. Avevamo 235 comuni alluvionati, 10.040 famiglie con l'acqua in casa, tutti si ricordano i gommoni dei Vigili del Fuoco in centro a Vicenza, cioè a Vicenza si circolava in gommone col fuoribordo. Ecco, noi, ha visto qualche lamentela sui giornali? Abbiamo addirittura ristorato tutti i danneggiati, 10.040 danneggiati che hanno avuto il ristoro del 70% dei danni avuti, come previsto dalla legge. La legge dice fino al 70%, quindi potevamo dare anche il 10%, siamo arrivati al 70%. Punto. Io rispondo con i fatti. Quando c'è un casino come questo, negli Stati Uniti si diventa comunità, no? Quando c'è un casino come questo qui in Italia, c'è sempre chi spera che la causa penda perché renda, no? Perché finché rende la causa vuol dire che pende e viceversa. Invece io penso che sulle disgrazie dei cittadini dovremmo essere più squadra.
Tra l'altro c'è anche una risposta importante dal punto di vista delle donazioni, si sono superati i 2 milioni di euro. Lei dice bene, 2 milioni di euro versati su un conto corrente che ha 20.000 cifre, questo IBAN irricordabile, non so se voi lo metterete in sovraimpressione, mi fate un favore, insomma vedete se riuscite a darci una mano, però i veneti hanno versato già 2 milioni di euro e devo dire che potrebbero essere tante di più, ho molte aziende che mi chiedono di versare, ma mi chiedono di passare in azienda per ritirare le risorse. Io ho poco tempo, quindi sto tentando di, come si può dire, di fare dei pacchetti di aziende e fare dei giri che mi permettono di passare. E lì sono tutti versamenti da 10, 15, 20.000, 30.000, 50.000, una da 100.000, insomma, ci sono tanti versamenti, ma comunque li porto tutti a casa, non ne resta uno dentro. Senta, governatore, ma c'è la possibilità di riuscire a recuperare tutto quel legno che in questo momento, questi alberi che sono stati abbattuti dagli eventi climatici, prima che questo legno diventi irrecuperabile? Guardi, dobbiamo fare l'impossibile. Stiamo parlando intanto di una catastrofe che non ha eguali, in una storia, non c'è uno storico, no? Se noi andassimo a guardare negli archivi di questo paese e capire cosa si è fatto in casi simili, troviamo pagine bianche, perché non è mai accaduto. Noi abbiamo un'area interessata di 100.000 ettari, si va da Asiago e si finisce al Comelico, passando per la Gordino e il Cadore, e dei 100.000 ettari 28.000 non esistono più. Cioè abbiamo 28.000 ettari di bosco che è a terra. Va recuperato, partendo dalle aree più visibili, dove comunque c'è anche un problema di paesaggio, e va ripulito e va ripiantumato. Tempi. Intanto gli esperti ci dicono che un tempo limite che abbiamo per preservarne la qualità di questi tronchi è autunno 2019, dopodiché comincia a macchiarsi il legno, perché l'abete fa sta storia, adesso non mi chieda per quale motivo. Abbiamo problemi fitosanitari di parassiti o quant'altro, di dissesto idrogeologico e anche di paesaggio, perché poi noi viviamo di paesaggio, cioè vendiamo il paesaggio, quindi dobbiamo far veloci, abbiamo già fatto una foto con il satellite per vedere bene tutte le aree, faremo dei lotti funzionali, poi dentro pulire. Senta, a proposito di paesaggio, di turismo, rilassiamoci un attimo e parliamo di un progetto che a lei sta particolarmente a cuore, le Olimpiadi invernali del 2026. Bella roba. Allora, Milano, Cortina e Torino, perché si è defilata? Perché Torino pensava di essere la prima, invece alla fine si è trovata da sola. E adesso noi siamo in finale. Se n'è andata a Calgary con il Canada, se n'è andato a Sion, che è Svizzera, se n'è andato Graz, Austria, se n'è andato a Erzurum in Turchia, insomma se n'è andato a Torino, cioè siamo rimasti da soli. E dico, proprio per questo siamo noi e Stoccolma, abbiamo una bella candidatura, Milano-Cortina, e quindi anche sinergia, Cortina porta un grande valore aggiunto a Milano e viceversa. Ci dica perché è così importante per questi territori. Perché facciamo promozione, perché comunque facciamo economia di scala, perché le Olimpiadi sono nel 2026 e prima nel 2021 facciamo i mondiali di sci e abbiamo già in corso investimenti per 242 milioni di euro. Perché parliamo di montagna? Perché la montagna ha bisogno di questo rinascimento e perché, me lo lasci dire, si fa una promozione unica. Il Comitato Olimpico Internazionale ci dà 980 milioni di dollari per fare le Olimpiadi. Sì, non patatine. Avan Spettacolo, The Dream.
Senta, il leader del suo partito, Matteo Salvini, attuale vice premier, ha operato questa trasformazione politica del movimento, quindi da partito del Nord a un partito che guarda tutto il paese. Qual è la sua opinione? Ma guardi, per me resta un partito il cui riferimento è il Nord, dopodiché il mondo continua, va avanti, l'evoluzione c'è, i dinosauri non ci sono più. Però l'importante è che restino le idee, cioè io governo la regione difendendo la mia regione fino in fondo, credo che gli sprechi del Sud debbano essere tagliati e ridotti a zero, credo che il Sud possa avere una chance se noi lo obblighiamo ad essere virtuoso. Allora, se non vogliamo il soggetto nazionale, ce le diciamo in casa queste cose, no? Sono autoreferenziali. Nel marketing si dice che è come farsi la pipì addosso, senti un gran caldo, sollievo, ma lo sai solo te. Se invece vogliamo metterci le mani dentro sta partita, dobbiamo governare. E per governare ci vuole un soggetto nazionale. E a proposito di territori, chiudiamo la parte istituzionale con questa domanda che riguarda un aspetto fondamentale della regione, le infrastrutture. Gliene cito 3: Pedemontana, idrovia Padova-Venezia, collegamento aeroporto Marco Polo con la rete ferroviaria regionale. Ma sono tutte e 3 oggetto di investimento per noi e volontà di realizzarle. La Pedemontana, peraltro, abbiamo un contratto che ci dà la consegna dell'opera finita a dicembre 2020 e cambierà la fisionomia del Veneto, cioè detta così sembra ancora, io immagino già i commenti dei cittadini quando la prima volta transiteranno in auto, sono 94 km e mezzo, la più grande infrastruttura mai progettata in Veneto, sono 2 miliardi e 258 milioni di opere, 36 comuni e 14 caselli, c'è una roba straordinaria, cioè vuol dire che noi avviciniamo Padova, Vicenza, tutti quei territori e saranno serviti da questa grande tangenziale di quasi 100 km che va da Treviso Nord fino a Montecchio e quindi intersecherà la Val d'Astico, con il completamento della Val d'Astico permetterà anche di avere questo nuovo valico verso nord. È una roba straordinaria, è una strada degli anni 90, progettata nel 2002, messa in gara nel 2006, aggiudicata nel 2009 e inizio lavori nel 2011, quindi non è una roba mia, però se eredito una roba incagliata io lo sblocco, infatti l'ho sbloccata sta roba. A proposito di cose incagliate, l'idrovia Padova-Venezia potrebbe meritare un Oscar in tal senso. Ma questo sicuramente sì, le dico anche che ci vogliono risorse che stiamo cercando, ma penso che sia un'opera assolutamente come si può dire, necessaria per quel territorio, cioè io confermo che quella è un'opera che vogliamo fare. Per quanto riguarda il collegamento dell'aeroporto? Sì, ma quello è già previsto, c'è già previsto con l'alta velocità, sperando che qualcuno non ce la fermi, ma noi ci battiamo perché si faccia. Senta, governatore Zaia, siamo giunti alla fine, quindi torniamo un po' a Luca Zaia, all'uomo Luca Zaia. Ma con tutti questi impegni, lei cosa fa per rilassarsi? Ma guardi, intanto bisogna organizzarsi bene la vita. Per me, ad esempio, è fondamentale andare a correre per i campi, cioè, questa è l'unica attività sportiva che faccio, palestra e correre per i campi. Cavallo una volta ogni mese, se ce la faccio. Ma lei cavalca, sì? Sì, ce l'ho a casa e il cavallo. Come si chiama il suo cavallo? Quello che ho adesso è Royal Cal, è un cavallo americano. Fra l'altro è un vecchiotto, cioè ce l'ho perché se lo vendo lo ammazzano. E quindi ce l'ho io, ho 30 anni. Senta, se quei famosi 61 bibanesi di inizio trasmissione non l'avessero votata e lei avesse precocemente abbandonato la politica, a cosa si sarebbe dedicato? Sicuramente non avrei fatto un lavoro caotico e incasinato, magari facevo il giornalista. Magari. Senta, proprio questa è veramente l'ultima. C'è un oggetto, una foto, un ricordo a cui lei è particolarmente legato e che ha segnato la sua vita personale o professionale? Ma guardi, le sembrerà una banalità. Per me è come si dice, è la laurea, cioè. Perché comunque per me è stato il raggiungimento di un obiettivo. Io ho fatto ancora la laurea quando tu ti iscrivevi e dovevi arrivare al quinto anno con la tesi, non che la facevi a singhiozzo e ogni tanto ti davano un diploma per strada. Quindi se non arrivavi alla fine... Il vecchio ordinamento. Insomma. Esatto, se non arrivavi alla fine buttavi via tutto il lavoro che avevi fatto. Per me è stato un obiettivo, io vengo da una famiglia umile, dove i miei genitori hanno la quinta elementare, mia nonna ha imparato a scrivere e a leggere perché mio nonno ha sempre fatto l'emigrante, è stato negli Stati Uniti e è nato in Brasile nel 1896 e poi è andato a emigrare durante la grande crisi a New York. E mia nonna, siccome non riusciva a comunicare, ha dovuto imparare da sola a leggere e scrivere. E in tutto questo contesto, pensare di avere il primo nipote e il primo figlio laureato, penso che sia un bel obiettivo, no? Anche di riscatto sociale, perché i Veneti non sono dei somali. Dico sempre che noi siamo i numeri uno. Abbiamo una regione che tutti ci invidiano e noi dovremmo amarla ancora di più. Grazie al governatore Luca Zaia, alla prossima con un caffè con l'esperto.
Un caffè con l'esperto è stato offerto da Uno Magazine.